Come ho avuto modo di dire nel confronto con i sindacati, la Regione Friuli-Venezia Giulia è disponibile intanto a mettere in campo le risorse per tutto quello che può riguardare la ricerca e l'innovazione, così da poter rendere il prodotto di Porcia ancora più competitivo in scala globale, magari a guardare anche a nuove tipologie di produzione che possono garantire occupazione e futuro per l'impianto. Dall'altro sono convinto che il tavolo sull'elettrodomestico convocato dal Ministro Urso il 22 possa rappresentare un inizio di una strada fondamentale per il sistema produttivo del Paese, non soltanto su quello dell'elettrodomestico, che ovviamente è uno dei protagonisti, ma penso all'automotive, penso a tutto quanto legato ai device sanitari e tutto quello che è determinato per esempio da filiere produttive dove parti fondamentali delle stesse arrivano dal farista. Quando noi dipendiamo in modo così importante da paesi terzi, questi paesi possono decidere autonomamente se girare la chiave e fermare le produzioni in Europa, fermare l'occupazione in Europa, fermare il sistema sociale europeo. Quindi tutta l'attività che possiamo fare di riavvicinamento delle catene produttive o addirittura di riportare in Europa pezzi di catene produttive con la consapevolezza che certe parti di produzione sono antieconomiche per il sistema europeo perché a basso valore aggiunto, ma fondamentali per nostre filiere. Quindi su questo dobbiamo lavorare quindi al contempo per affrontare l'emergenza, ma anche per avere finalmente una visione prospettica, perché altrimenti rischiamo ogni tot anni di ritrovarci nelle medesime situazioni. È necessario intervenire in maniera rapida per evitare la deresponsabilizzazione di Electrolux e la mancanza di investimenti sui siti del Friuli Venezia Giulia. È importante aprire un tavolo a livello nazionale, che è l'unico luogo dove credo si possa discutere di un piano industriale con le istituzioni e le organizzazioni sindacali dalla stessa parte. È un incontro quanto mai opportuno, ci è stato richiesto, abbiamo risposto rapidamente, oggi ci siamo trovati tutti attorno al tavolo a riflettere sullo stabilimento in primis di Porcia, ci sono state avanzate delle istanze significative di incontro a livello governativo, c'era presente con noi il Ministro Ciriani che si è fatto portatore dell'istanza, quindi cercheremo di anticipare quello che sarà il tavolo nazionale con un tavolo specifico su Electrolux e specifico nella nostra fattispecie Porcia. È una straordinaria opportunità questa per far conoscere a tutte quelle persone che giungeranno a Gorizia, che insieme a Nuova Gorizia, capitale europea della cultura 2025, far conoscere però il territorio, i suoi percorsi, i camminamenti, la storia a ritroso di tutto il territorio che non coinvolgerà soltanto Gorizia, perché stiamo guardando ovviamente anche ad Aquileia, ma nei prossimi anni a Palmanova, a Cividale e progressivamente a tutta la regione. Far conoscere però la storia del nostro territorio attraverso i luoghi, attraverso tante opportunità e, detto tra noi, non soltanto i turisti, ma in questo momento soprattutto i goriziani.